Santa Maria di Sala, 2 operai di 21 e 39 anni muoiono in una fossa biologica che stavano pulendo. Il primo si è calato dentro ed è rimasto stordito dai fiumi tossici, il secondo ha cercato di aiutarlo. Dal Presidente del Senato La Russa a quello della Regione Zaia, dalla sinistra ai sindacati reazioni di rabbia e indignazione. Intanto non ce l'ha fatta il rider investito a Padova una settimana fa. 2 morti in moto in poche ore nel veneziano dopo l'ex bomber Andrea Molin, morto in un incidente a Caselle. Nella notte ha perso la vita tra Mira e Dolo un poliziotto di 29 anni. Il delitto di Margherita Ceschin è morto questa mattina in casa di riposo Enzo Lorenzone, ex marito della 72enne di Conegliano, considerato dall'accusa il mandante del delitto. Da Padova a Treviso, da Vicenza a Verona, ha toccato anche il Veneto il maxi blitz in tutta Italia della Polizia di Stato contro la malavita cinese, 24 province coinvolte, 13 arresti, 31 denunce. La rissa nella stazione di Montegrotto Terme, vertice tra il sindaco Mortandello, carabinieri e polizia locale, il primo cittadino punta il dito sulla zona rossa. Crolli e chiusure fa d'alto senza pace, mentre la sindaca di Vittorio Veneto scrive al prefetto: i residenti chiedono interventi strutturali ad ANES, intanto dalla regione 2.700.000 euro per il bellunese. Morto a 98 anni Francesco Parisotto, con i fratelli Luigi e Antonio rilevò nel 1956 la scarpa di Asole e la trasformò in un'azienda leader delle calzature da montagna e funerali, mercoledì nella cattedrale di Asolo. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, in primo piano la tragedia di Santa Maria di Sala, 2 operai morti nella fossa biologica. La tragedia questa mattina, il sindaco Arpi sul posto, una strage evitabile, si faccia chiarezza l'appello. Doppio incidente mortale sul lavoro, a perdere la vita 2 operai di origine egiziana, Mustafa Abdu, 22 anni il prossimo mese, e Mahmoud Hamad, 40 anni a ottobre. Una morte orribile e dalle cause ancora in fase di definizione. I 2 operai con permesso di soggiorno provvisorio datato maggio 2025 erano venuti in Italia in cerca di un futuro. Hanno trovato la morte dentro una fossa biologica. La tragedia a Veternigo di Santa Maria di Sala, in questa villetta al civico 62 di Via Desman, da aprile acquistata da una famiglia di origine moldava, con la proprietaria classe 1983 risultata insoddisfatta dei lavori di bonifica delle fosse biologiche effettuati da una ditta di rivale di Pianiga. Ditta che, per porre rimedio alla vicenda per la pulizia delle fosse, si era rivolta in subappalto ad una seconda azienda, stavolta di Malcontenta, da cui dipendevano i 2 operai defunti. Sembra che 2 operatori nella messa a regime di una biologica di un residente privato, nelle operazioni di rimozione della parte solida, sono rimasti così intrappolati, avendo inalato dei fumi che gli hanno fatti svenire e poi sono venuti a mancare. Secondo una prima ricostruzione, il primo dei 2 sarebbe scivolato, caduto nella fossa mentre stava effettuando i lavori di manutenzione. Il secondo, nel disperato tentativo di salvarlo, sarebbe stato sopraffatto dal gas e dalle esalazioni tossiche, svenendo e finendo a sua volta dentro la vasca. Entrambi sarebbero morti per asfissia. Come vedete, appunto, l'area adesso è interdetta, stanno facendo le verifiche del caso il PM e i carabinieri della stazione di Milano insieme con i pompieri. Sul posto anche il SUEM 118 e i tecnici dello Spisal per ricostruire l'esatta dinamica e verificare eventuali responsabilità penali e amministrative. Indagini in corso anche per accertare se 2 operai fossero stati assunti regolarmente e dotati dei dispositivi di protezione individuale. Dai primi rilievi pare fossero privi di mascherine o sistemi di sicurezza. Tragedia questa che riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza nei piccoli cantieri e sui rapporti di lavoro degli operai stranieri. Il cordoglio per la morte dei 2 operai a Santa Maria di Sala si confonde con la rabbia dei sindacati per quella che viene definita una strage senza fine. Nei primi 5 mesi del 2025 il Veneto ha quasi raddoppiato il numero di infortuni mortali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Continua la strage nella provincia di Venezia, ancora una volta andranno accertate le cause, ma è innegabile che ci sono 2 ragazzi morti sul lavoro, quindi servono più investimenti in formazione, in prevenzione, in repressione per chi non rispetta le norme. La nostra provincia è in cima alle classifiche, ma classifiche mortali appunto di quelle sui morti per il lavoro. Servono interventi forti e la politica deve decidere da che parte stare. Ricevuta la notizia, il segretario generale della CGIL di Venezia, Daniele Giordano, è arrivato subito davanti ai cancelli della villa in cui 2 giovani operai hanno perso la vita pulendo una fossa biologica. La CGIL denuncia una strage continua nella quale il Veneto è tra le peggiori regioni d'Italia. Nei primi 5 mesi del 2025 ci sono già stati 38 infortuni mortali, quasi il doppio rispetto ai 19 dello stesso periodo dell'anno scorso. Al netto delle dovute parole di cordoglio, si legge in un comunicato del sindacato, da parte del presidente Zaia non arriva una sola parola che accenni ad investimenti sui controlli in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi non finiremo mai di dire come la cultura e la sicurezza sia un elemento centrale e fondamentale per impedire che questo eccidio quotidiano possa continuare. Noi spingiamo, chiediamo con forza formazione, formazione, formazione per i lavoratori. La sicurezza non è un costo, ma è un grandissimo investimento, un investimento sociale che deve essere fatto per l'interesse di tutti, a partire da coloro che noi rappresentiamo. Non possiamo abituarci, non possiamo voltare la testa dall'altra parte. Nessuno può chiamarsi fuori, ha dichiarato Andrea Martella, segretario regionale del PD Veneto. Come Partito Democratico ci impegniamo a farne una priorità assoluta nei prossimi mesi, anche nella sfida per il futuro del Veneto. Ogni vita che si spezza sul lavoro è una sconfitta dello Stato, delle istituzioni, di tutti noi. Per il senatore veneziano Raffaele Speranzon, vice capogruppo vicario di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama, è doveroso fare piena luce su quanto accaduto, accertare eventuali responsabilità e continuare con determinazione a investire in prevenzione e formazione per evitare che simili drammi si ripetano. 2 ragazzi hanno perso la vita, non è uno scherzo, 2 ragazzi hanno perso la vita, ma c'è chi controlla, c'è chi gli ha dato gli strumenti, c'è chi vigila nel loro modo di fare, così non si può più andare avanti perché qualcuno deve prendersi le responsabilità. Questa mattanza deve finire. Ed è morto dopo una breve agonia il rider pakistano investito la scorsa settimana a Vigonza. Non ce l'ha fatta Shahzam Balouk Fattorino, 35enne, di origine pakistana, coinvolto in un incidente a bordo del suo scooter mentre stava lavorando. Lo scontro a Perarolo di Vigonza, in via Venezia, lo scorso 25 luglio contro un'auto. L'investitore si trova ora iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale colposo. Per giorni si è cercato di dare un nome al rider che in quel momento non aveva documenti con sé. L'uomo ha lottato tra la vita e la morte per 4 giorni ricoverato all'ospedale di Padova. Lascia una moglie nel suo paese d'origine. La società per cui lavorava si farà ora carico delle spese per il rimpatrio della salma e per le esequie in Pakistan. Lutto alla Questura di Venezia per la scomparsa a 29 anni di Ernesto Greborio, in servizio all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il giovane ha perso la vita uscendo di strada in moto tra Mira e Dolo. Si è interrotta drammaticamente a 29 anni mentre viaggiava in moto tra Mira e Dolo la vita di Ernesto Greborio, originario di Palermo. Da tempo viveva nel veneziano per motivi di lavoro. Era un agente di polizia in servizio all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Sulle cause che hanno portato il giovane ad uscire di strada ora indagano i carabinieri di Mira. La dinamica è da accertare, ma pare che l'incidente sia avvenuto attorno alla mezzanotte e nel sinistro non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Si tratterebbe quindi di un'uscita di strada autonoma. Di certo comunque c'è solo che i tentativi di soccorso prestati al 29enne dai sanitari del 118 si sono rivelati drammaticamente vani. Greborio stava raggiungendo un collega e sarebbe stato quest'ultimo a lanciare l'allarme non vedendolo arrivare. Oggi è il momento del lutto e del cordoglio. Ernesto è descritto da chi lo ha conosciuto come un ragazzo solare e pieno di vita, una vita interrotta drammaticamente percorrendo in moto via Nazionale. Ancora da definire i funerali di Andrea Molin, 63 anni, ex bomber del calcio dilettantistico veneto tra gli anni 80 e 90. Ieri l'incidente in moto a Caselle di Santa Maria di Sala che gli è stato fatale.
Nel finale un rigore trasformato da Molin riaccende le speranze degli ospiti. Resta comunque soltanto un fuoco di paglia. Eccolo Andrea Molin con la maglia blugranata della Luparense con numero 8 in una delle sue prodezze, mentre su rigore trafiggeva il Treviso di Pillon dal dischetto. Correva l'anno 1994, come riportato dagli archivi di Antenna 3. Domenica scorsa, a 63 anni, ha perso tragicamente la vita in sella alla sua moto nello scontro fatale contro un'auto avvenuto a Caselle di Santa Maria di Sala, dove da Mira, dove era nato e cresciuto, risiedeva dal 2022. L'incidente ha scosso profondamente le comunità calcistiche locali, dove ha lasciato un segno indelebile sul campo e fuori. Ex bomber del calcio dilettantistico veneto, aveva militato anche nella Calvino Ale. Con noi si è comportato alla grande, faceva la differenza ed era un goleador. Ed era a livello spogliatoio e a livello compagnia era un grande ragazzo. Capace di far sognare i tifosi con le sue giocate e i suoi gol, le sue prodezze continuano a vivere nei ricordi di compagni, allenatori, avversari e tifosi che oggi lo piangono con affetto e commozione insieme al figlio Mattia, anche lui con la passione per il calcio. La data dei funerali non è stata ancora fissata. È stato alla grande e mi dispiace terribilmente quello che è successo. Ed ora nel trevigiano, omicidio di Margherita Ceschin, è morto questa mattina Enzo Lorenzon, ex marito della vittima, è considerato dall'accusa il mandante del delitto. Si trovava agli arresti domiciliari in una casa di riposo per motivi di salute. Sarebbe stato uno scompenso cardiaco a porre fine alla vita di Enzo Lorenzon, 81 anni, accusato dalla procura di essere il mandante dell'omicidio dell'ex moglie Margherita Ceschin, trovata assassinata il 24 giugno 2023 nella sua abitazione a Conegliano. La morte è avvenuta nella mattinata. Sicuramente per cause naturali, però diciamo la causa naturale determinante il decesso la sapremo nelle prossime ore. In questo momento la cosa che premeva maggiormente alla procura, ovviamente anche a me, era quello di valutare se vi fossero cause esterne. Non ce ne sono, quindi è certamente una causa naturale. L'avvocato Crea, difensore di Enzo Lorenzon, è stato informato immediatamente del decesso, era in costante contatto con l'imputato. Lui era sempre molto presente a se stesso, era sempre molto attento a tutto ciò che succedeva all'interno del processo, voleva essere messo al corrente con la lettura anche delle trascrizioni stenotipiche dei verbali e prima dell'udienza del 14 di luglio aveva redatto una corposa memoria manoscritta che è in mio possesso, in cui spiegava puntualmente tutti quelli che erano gli accadimenti. In quel manoscritto la verità di Lorenzon sulla morte dell'ex moglie, che sarà presto presentato dall'avvocato Crea. Credo di procedere informerò anche le altre parti, non del contenuto ovviamente, ma del fatto che ne sono in possesso e credo di depositarla il 18 settembre quando ci sarà la prossima udienza in Corte d'Assise, dove è previsto l'esame degli imputati e in teoria anche quello di Lorenzon, ed era in quella sede che avevo previsto appunto il deposito di quel manoscritto. Resteremo all'interno del processo. Se sulla base delle evidenze emerse fino alla data della morte c'è una possibilità per Enzo Lorenzon di vedere riconosciuta la sua innocenza, la percorrerò. Queste le parole dell'avvocato Crea. Il processo in Corte d'Assise ovviamente andrà avanti per tutti gli altri imputati, esecutori materiali e intermediari. Per quanto riguarda Lorenzon, esiste anche la possibilità che oltre a una sentenza di proscioglimento alla fine per morte dell'imputato, che possa essere chiesta, lo valuterò poi all'esito del completamento dell'istruttoria dibattimentale, se gli atti istruttori acquisiti prima del decesso, cioè fino ad oggi, consentano anche una richiesta di assoluzione nel merito per Lorenzon. I familiari di Lorenzon per ora non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione a commento della morte dell'81enne. Ha toccato diverse città del Veneto, tra cui Padova, la vasta operazione condotta su scala nazionale contro la criminalità cinese condotta dalla polizia.
Hanno un vero e proprio gruppo di fuoco che agisce all'interno delle bande organizzate per vendette incrociate e utilizzano la Wala, ovvero l'esercizio abusivo dell'attività bancaria per trasferire denaro in nero dalla Cina. Contro la malavita fortemente radicata anche in Italia, il Servizio Centrale Operativo della Polizia ha condotto una vasta operazione in 24 città italiane che in Veneto ha toccato Padova, Treviso, Verona e Vicenza. Nel complesso sono state arrestate 13 persone, 31 quelle denunciate. Una comunità criminale che agisce in modo quasi invisibile con gruppi cinesi composti da soggetti accomunati dalla provenienza dalla stessa zona del gigante asiatico. Gruppi malavitosi formati da cittadini cinesi spesso legati da legami di parentela che commettono delitti quasi esclusivamente a danno dei connazionali. Rimaniamo a Padova, la rissa di venerdì sera nella stazione di Montegrotto Terme. Il sindaco Riccardo Mortandello ha partecipato ad un tavolo di coordinamento con carabinieri e polizia locale. Hanno ripreso tutte le telecamere di videosorveglianza della stazione di Montegrotto Terme, dove venerdì sera un gruppo di magrebini appena scesi dall'ultimo regionale in arrivo da Padova verso le 22:20 sono venuti alle mani con un lancio di sanpietrini sotto gli occhi dei presenti. Un episodio che ha scosso l'estate della cittadina termale, anche se il sindaco puntualizza. La realtà dei fatti presenta un quadro diverso. Non si sono registrati feriti né danni alle strutture pubbliche o private. Le ipotesi di lanci di sanpietrini e di danneggiamenti, amplificate da alcune ricostruzioni, non trovano riscontro nella realtà dei fatti accertata dalle forze dell'ordine. Ha riunito un tavolo di coordinamento con carabinieri e polizia locale il sindaco Mortandello. Sarà potenziato il controllo dell'area dove si è registrato un aumento di stranieri e clandestini che provano a eludere i controlli delle zone rosse. E proprio contro questo provvedimento punta il dito il primo cittadino. Le zone rosse, da tanti invocate come soluzione a tutti i mali, in realtà rappresentano un potenziale pericolo, specie per le zone più tranquille come la nostra. Vanno scritte norme dove venga assicurata la certezza della pena per chi commette reati e soprattutto regole di contrasto ai clandestini che si sentono in un porto franco. Invece i sistemi di accoglienza seri e strutturati sono stati depotenziati e sono stati privati di finanziamenti in maniera costante durante questi anni di governo Meloni. Come sindaco mi riservo di adottare tutti i provvedimenti consentiti dalla legge, DASPO incluso, per allontanare chiunque disturbi la tranquillità dei cittadini e dei turisti che scelgono la nostra Montegrotto Terme. Ed ancora cronaca, una base per lo spaccio di droga scoperta e smantellata dalla Guardia di Finanza di Vicenza, serviva per fornire di dosi il centro storico e la zona rossa, arrestati 2 uomini. Un punto di smistamento di droga in pieno centro storico individuato dagli uomini delle Fiamme Gialle di Vicenza, un appartamento che serviva per distribuire le dosi di stupefacenti nelle aree circostanti e per la zona rossa di Viale Milano. I finanzieri hanno arrestato un cittadino nigeriano intento a confezionare dosi di eroina, cocaina e crack che stavano per essere immesse sul mercato. È il secondo arresto compiuto a seguito delle perquisizioni di un altro appartamento poco lontano dove gli agenti hanno individuato un quarantenne intento a spacciare sostanza stupefacente. Complessivamente sono stati sequestrati 200 grammi di droga suddivise in 77 dosi. Lo stupefacente era confezionato in ovoli di celofane e palline termosaldate. Oltre al materiale per il confezionamento, i finanzieri hanno sequestrato 900 euro in contanti. L'uomo arrestato è stato accusato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Denunciato alla prefettura anche una terza persona come assuntore. L'ultima aggressione a un infermiere del triage risale al 20 luglio scorso. Da oggi in pronto soccorso a Campo San Piero una guardia giurata sarà presente 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Era accaduto un diverbio con l'infermiera al triage, c'era stato un episodio di escandescenza da parte dei familiari che avevano minacciato di morte l'infermiera e i suoi familiari. Una cosa molto grave. Una cosa molto grave che non aveva una barriera
che oggi ci può essere invece grazie a questa guardia giurata. È il 20 luglio quando un'infermiera in servizio al triage del pronto soccorso dell'ospedale di Campo San Piero viene aggredita e minacciata dai familiari di un paziente. Solo l'ultimo episodio purtroppo di una crescente tensione che aveva visto 3 persone ferite, un medico, un infermiere, un carabiniere accorso in difesa al pronto soccorso di Cittadella lo scorso 2 novembre. Da qui l'avvio di un dialogo con la direzione amministrativa dell'ULSS 6 che ha portato all'arrivo delle guardie giurate. Attualmente in fisse abbiamo 2 guardie giurate, una a Cittadella, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e la seconda a Campo San Piero. Negli altri presidi ospedalieri abbiamo una guardia giurata che presidia parzialmente il pronto soccorso e anche i reparti. Luoghi di cura e accoglienza dove spesso gli operatori hanno paura, così negli ospedali la tensione sta crescendo e i numeri lo confermano. 26.000 casi nel 2024, il primo trimestre del gennaio, febbraio e marzo 2025 abbiamo 6.000 casi in Italia e nella provincia di Padova 262 aggressioni tra verbali e fisiche. Un dato veramente preoccupante che va attenzionato sia dalla parte politica sia dalla parte istituzionale. Fadalto senza pace, mentre la sindaca di Vittorio Veneto scrive al prefetto, i residenti chiedono interventi strutturali ad ANAS. Questa sera vi proponiamo una nuova prospettiva del fenomeno 5 le colate che pendono come una spada di Damocle sulla statale di Alemagna. Non sono cadute le colate elettriche sulla statale, però si sono mossi i segnalatori di frana e ANAS in automatico chiude la statale, però non è possibile che 3 volte in un mese la statale venga chiusa. Un copione che si ripete sempre più spesso, la chiusura della statale 51 di Alemagna tra il Pago e Vittoriese, un'altra estate senza pace per il Fadalto, fatta di interruzioni continue, l'ultima della serie in via precauzionale sabato scorso, causa forti piogge. Dalle sponde a ovest del Lago Morto, l'istantanea è quella di un versante profondamente ferito. Una prospettiva panoramica quanto inedita suggerita da Bruno Fasan, per decenni amministratore a Vittorio Veneto e residente in zona. Inevitabile il riferimento a quanto sta accadendo specularmente sempre lungo l'Alemagna tra Borca e San Vito di Cadore. Non vorrei essere frainteso, però per fortuna che sono cadute anche a Cortina, perché qui sono 20 anni che cadono e non succede mai niente. Anzi, la sola cosa che è successo 2 anni fa, quando ero assessore ai lavori pubblici, è stato redatto un progetto di 5 gallerie paramassi, però sono passati 2 anni, si avvicina la Cortina 2026, io speravo che partissero i lavori, ma ancora non si vede niente. Nel frattempo, come annunciato già sabato, la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, ha chiesto al prefetto la convocazione di un tavolo. All'ordine del giorno c'è anche la gratuità del tratto autostradale in caso di chiusura della statale 51, una richiesta di buonsenso fino ad oggi rimbalzata. La questione dei transiti gratuiti per i residenti è una cosa facilissima per autostrade con la tecnologia che hanno adesso. Nell'era dell'intelligenza artificiale è difficile non trovare una soluzione. Nel frattempo bisognerebbe agire anche a monte, aggiunge Fasan, con la rimozione graduale del materiale, richieste urgenti per un problema ormai cronico ben presente a tutti i residenti. Comunque servono soldi per sistemare, ma soprattutto diciamo azioni che siano definitive, non provvisorie come ci sono da anni. A seguito dell'assestamento di bilancio regionale sono state messe a disposizione ulteriori risorse per il piano di mitigazione del dissesto idrogeologico di cui si è dotata la Regione del Veneto, e tra questi, come rende noto l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, alla provincia di Belluno sono stati assegnati ulteriori 2,7 milioni. Ad oggi questo piano, che vale quasi 4 miliardi di euro, ha permesso la realizzazione in 10 anni di opere per oltre 2,2 miliardi di euro. Il maltempo che si è abbattuto su Padova e provincia sabato scorso ha provocato molti danni all'agricoltura. La CIA ha fatto una prima stima.
2.600 ettari colpiti, le zone maggiormente colpite l'Alta Padovana e parte della Bassa Padovana. Le colture maggiormente esposte sono quelle a seminativo, il mais, e le colture orticole, danni che vanno dal 30 al 50%. Oggi non si può più parlare di casualità, la grandine e eventi climatici colpiscono duramente le nostre aziende agricole che continuamente sono in grosse difficoltà anche per quanto riguarda la parte assicurativa. 2,6 milioni di euro persi dagli agricoltori nello scorso fine settimana per il maltempo, danni importanti come testimoniano i dati diffusi dalla CIA, l'associazione di categoria. L'agricoltura è sempre più esposta ai fenomeni estremi. Ora bisogna aiutare gli agricoltori a trovare delle soluzioni. Solo l'8% del prodotto complessivo è assicurato e questo lo dice lunga sulla possibilità delle aziende agricole della parte assicurativa che include un valore molto importante e quindi le aziende molto spesso non si assicurano per questo. Si deve intervenire in questo, si deve cercare di ridurre la riduzione del carico contributivo per le aziende agricole e quindi dare dei finanziamenti specifici alle aziende agricole perché si assicurano. Le reti antigrandine, una soluzione strutturale, purtroppo non può essere utilizzata per tutte le colture. Solo nelle colture specializzate abbiamo la possibilità di intervenire con le reti antigrandine. Anche qui chiediamo alla Regione Veneto la possibilità di un contributo in cui ci sia la possibilità dell'impianto delle reti antigrandine, però solo sulle colture specializzate e quindi sul vitivinicolo e quindi anche sul frutticolo, su queste colture specializzate che sono una parte delle nostre colture. Quando si parla di un danno importante per i seminativi, quasi 1900 ettari di mais che sono andati parzialmente distrutti, non si può mettere le reti antigrandine su tanta superficie di questo tipo. Addio a Francesco Parisotto che nel 1956 con i fratelli Luigi e Antonio si mise alla guida di una piccola azienda artigiana alla Scarpa di Asolo, trasformandola in una realtà leader del settore della calzatura da montagna. Parisotto si è spento a 98 anni ed è proprio l'azienda a darne comunicazione, un pioniere, un visionario, un uomo che ha fatto di Scarpa la sua ragione di vita, si legge nei profili social. Il suo sogno ha ispirato generazioni di appassionati in tutto il mondo, un'eredità da portare avanti da parte dei figli Sandro e Cristina. Parisotto era nato nel 27 a Coste di Maser. La sua scomparsa segna la perdita di un grande protagonista dell'industria veneta. È stato il commento della presidente di Confindustria Veneto Est Paola Carrone, un modello di impresa capace, autentico, fortemente radicato nel territorio e al tempo stesso in grado di guardare lontano. I funerali si svolgeranno mercoledì alle ore 10 nella cattedrale di Asolo. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio la sigla, poi le previsioni del tempo e subito dopo il telegiornale da Venezia e provincia. Grazie per averci seguito, buona serata.